Signore e signori, ladies and gentlemen, siamo a fortificazioni greche di Caposoprano, mura di Tolomeonte. Ci dovrebbero essere le Olimpiadi dei ragazzini, Olimpiadi del cuore, non lo so, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Ora ci facciamo una foto. Sì. In fabbrica, sì. Oh! Carogna. Ma chi sa fare? Tu greco, Gio. Vedi. Pensavo Parrino. Accompagni i giovani, i nostri amici. Sì. Ciao. Ciao, come state? Bene, posso, vero? Posso? Sì. Ciao, come ti chiami? Come ti chiami? Io Saliu. 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 Sì. Tu? Io Totò. Facile, eh? Saliu e Totò. Totò. Ciao. Grazie. Andiamo a vedere Sì, andiamo a vedere. Olimpiadi del cuore. Sì. Eh? Arte. Ciao, ci vediamo dopo. Grazie. Ciao. Andiamo a vedere qua i nostri amici di colore nero, li conosciamo meglio. Così, anche tanto per fare la raggia a Salvini. Ma questo che è? Un lancio da bomba? Il lancio della bomba? Buongiorno. Salto in lungo. Salto in lungo. 4 metri? Non lo so, sembra. Ma è qua. Io sono atterrato a 4. Buono su 4 metri. Io no, ma tiro. 3,50 m. Eh sì, ti dai lasciata qui. Ti fece con buon. Come, siete pronti per saltare? Io sì. Quanti metri fai? Quanti metri fai? Non lo so, devo vedere. 12? Chi è che ne fa 12? Ma la cosa non è vero. 12 metri. Ma cui 12 metri? Manco canguri fa 12 metri. Questo è in esposizione. Questa deve essere una specie di bilanciere. Il tiro con l'arco, una nobile arte, diciamo, quella del tallone di Achille, che praticamente è stato fregato per un colpo di freccia al tallone di... Ma vediamo, ci apprestiamo a... Ragazzi, Isidoro vi fa vedere come fa. Ecco, Isidoro che è praticamente uno che non sbaglia mai un colpo, diciamo. Allora, l'arco devi impugnare con questa mano, sei mancino, tu no. Allora, tu devi impugnare così. Tira. Però un ferio, stavolta un mazzare. Proseguiamo. Dicevamo l'arco, anche a parte il tallone di Achille che si consuma un cristiano, cioè, però diciamo l'arco è una forma anche di lealtà nei confronti dell'anima. Ecco, un drone, vediamo un drone di quelli proprio. Ma questo può trasportare pure le bombe, cioè proprio è gigantesco. Una pilota.
Sì, può trasportare pure, ma già ha fatto delle riprese? Hanno lasciato delle bombe lì. Ah sì sì, perfetto, andiamo a riprenderle. Bello comunque, complimenti Ciao ciao. Purtroppo noi abbiamo, ma anche noi ora avremo il drone, anzi. Guardate come per magia ci trasformiamo in un drone. Telecomandato telepaticamente, Alza, alza, alza. Bene, così. Bravo, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Girati. Peccato, ci siamo persi l'acrobazia, però un buzzurdo sapete, penso. Ci siamo persi l'acrobazia di quelli professionistici. Ma non c'è il nome. Ma noi non vediamo, Oh ragazzi, vi ho perso, sono arrivato in ritardo, dovete fare qualcos'altro, dovete... Già abbiamo fatto. Avete fatto, ragazzi. Però forse un pezzettino mentre scendevo hai ripreso qualche cosa, poi magari ci faccio a zoomata, rallentatore, vediamo. Paziente, da dove venite? Sì, sempre no, sempre di gelesi siete? Gelesi sono. Sembravano americani, cose.
mo verso mare, facciamoci aprire mare. No, scusate, sto parlando col drone che è interattivo mentalmente. Niente, facciamo una panoramica del mare e poi giriamo di là e facciamo vedere ai turisti com'è il resto delle mura di Tolomeonte. Il grande Tolomeonte di Catania, era di Corinto però mi sa che era di Catania. Insieme a Ciclope erano amici. Bene, vediamo se ci possiamo addentrare nella radura. Questa, signori, tutta macchia mediterranea, non è che è stata piantata. Questa tutta cresce spontaneamente dove viene. Qua ci sono altri ragazzini che forse si stanno gustando il panorama. E qua crescono anche spontanei asparici, finocchi rizzi. Alzati per... Sono venuto a riprendere la panoramica. Oltre a noi cosa c'è di bello a Gela? Cosa ti viene in mente? C'è l'intervista. La prima cosa che ti viene in mente, dai. Il mare. Il mare è bello. Questo è un antico basamento in calcestruzio del XX secolo d.C., sempre di origine tolomeontica. Bene, noi poco fa siamo entrati di là, siamo entrati di là, diciamo, aspetta che qua si vede meglio che siamo entrati di là. Siamo entrati di là. E ora usciamo di qua, facciamo il giro panoramico, ci vediamo un'altra partenza. E niente, allora noi col nostro drone ci facciamo... C'è il drone, vi piace il drone? Il drone, questo è il drone, questo. Quale? Questo, vedete? Vai a destra, Vai a destra, a sinistra. A comando mentale. Va, prova ancora, vai. Vai a destra. Vai. A destra. No, a sinistra. Ora dillo, vattene proprio. Vattene proprio. Ciao ragazzi. Ciao. Simpatico il nostro drone, qui c'è una porta antica, c'è una porta che c'era la porta una volta, poi l'hanno tappata nell'epoca di quando Tolomeonte ci è girato che allora l'hanno chiusa, diciamo, in una seconda epoca. Sì, perché c'era praticamente il discorso che altri artisti volevano e allora lui ha chiuso la porta, dice no basta, qua c'è solo Carlo Canebba e Toto e Tutino e basta. E niente, noi proseguiamo col nostro giro panoramico di ritorno a casa.
Qua vi faccio vedere un'altra zoomata prospettistica delle grandissime mura ciclopiche di Tolomeonte, detto Urcatanese. E qua un'altra radura, vediamo se c'è un altro tipo di panorama ancora più meglio dell'altro, e noi ve lo andiamo a fotografare, se si può passare, se no niente, vediamo. Qua diciamo che da Giovincelli ci venivamo a pomiciare, diciamo, da Giovincelli. Ecco, vedete qua già comincia a intravedere, eccolo qua di una visuale forse più migliore. Vediamo fin dove possiamo arrivare. Va bene. No, diciamo, volevo però, ritorniamo da dove eravamo entrati, se non ci perdiamo in questo labirintico tracciato di macchia mediterranea che non si leva proprio. Infatti se voi vi sporcate mentre siete turisti a Gela, poi anche se le lavate le magliette, le macchie non si levano. Provate qualsiasi tipo di macchia, se vi sporcate al nord si leva, se vi sporcate a Gela non si leva. Perché? Perché è macchia mediterranea e non si può levare. Bene, vedete qua iniziano altri ruderi dell'antica Grecia. Questa non è una tomba, ma una specie di panchina. Qua ancora mura, quelle sicuramente pure messe lì da ricostruzione, un po' spanzati, però ci si prova. Vedete un carcarazzo tipico carcarazzo, è diverso da quelli del nord, capito? Per quello io vi dico che dal nord dovete venire qua, è tutto diverso, anche il carcarazzo, guardate, non è un splendido carcarazzo? Magari c'è un sotterraneo che prosegue. Voi direte, vabbè, dato che ci sei, dalla una scaliata. Non si può fare. Già forse è troppo che ci siamo avvicinati, forse, però non c'è nessun cartello di divieto. Qua sì, si ci può camminare, queste pure antiche sono, no? Qua stanno disboscando, ovviamente qua c'è
un capitello, un qualche cosa. Un qualche cosa che... Questi dovrebbero essere tutti asparaci selvaggi. Questa è una specie di qualcosa. Qualcosa che magari ai tempi antichi si poteva usare anche come portacenere. Non è che... Va bene, qua siamo dove eravamo prima. Bene, avete visto le mini Olimpiadi? Io poco fa le Olimpiadi del cuore, vabbè, mini Olimpiadi del cuore, li possiamo chiamare. E niente, a tutti i turisti gelesi del mondo e non gelesi che ci vengono a visitarci qua, ricordatevi che qua ci sono le mura del grande Tolomeonte, detto il catanese. Alcune precauzioni da portarvi: che quando prima di entrare qua mettetevi la mascherina, perché c'è l'amianto adiacente, amianto del V secolo del Cristo risorto, prima, dopo, non si sa. Poi la linea studio, ciao ciao ciao.